Confartigianato Trasporti, si parla di fermo. Export Veneto terzo in classifica. Ed infine benessere, rinnovato il contratto. Rinnovato buon fine settimana, ben ritrovati al consueto appuntamento con Impresa Diretta. Prosegue l'attenzione di Confartigianato Belluno verso il tema della specificità della provincia di Belluno. Il Consiglio direttivo ha infatti dedicato un approfondimento sul tema in occasione dell'ultima convocazione. Sull'argomento torneremo nel servizio di apertura che segue questo telegiornale. Settore trasporti ancora nel caos. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che ha rigettato i cosiddetti costi minimi di sicurezza applicati in Italia per la definizione di tariffe minime del trasporto, arriva l'annuncio della disdetta del protocollo d'intesa del 28 novembre 2013 firmato con il Ministro delle Infrastrutture, che mesi fa aveva permesso di scongiurare la paralisi del Paese. La decisione assunta da Confartigianato Trasporti assieme a Conftrasporto e la SNA Casartigiani è stata comunicata martedì 16 scorso a termine dell'incontro avuto all'interno del settore con il Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi. Di fronte alla totale incapacità di attuare la maggior parte dei 19 punti contenuti nel protocollo di novembre scorso e le numerose inadempienze del governo rispetto agli impegni assunti con la categoria nei 10 mesi trascorsi, non ultima la cancellazione di alcune misure a costo zero nel decreto Sblocca Italia, spiega in una nota a Confartigianato Trasporti, non si esclude sin d'ora la proclamazione del fermo di servizi di trasporto. Sempre in crescita l'export del Made in Italy. Anche i primi 6 mesi dell'anno hanno confermato la tendenza e così ha fatto il Veneto, con un più 3%, piazzandosi dietro a Emilia-Romagna e Piemonte. Lo rivela l'analisi di Confartigianato del Veneto su dati Istat. Il Veneto ha così toccato 26 milioni di euro di esportazioni. È la Repubblica Ceca in questi mesi ad aver aumentato soprattutto gli acquisti nella nostra regione, facendo segnare un più 15,5%, seguita dal Regno Unito più 14,2% e dalla Polonia più 12%. Ben distaccata la Germania che comunque cresce del 6%. Guardando i paesi extraeuropei sono gli acquisti provenienti in specie da Hong Kong, Messico ed Emirati Arabi a dare un forte impulso. Ora a preoccupare, afferma il presidente Giacomo Deon, è la situazione Russia-Ucraina, le cui ricadute sui mercati si fanno già sentire ed è presumibile che anzi si appesantiscano ancor più a causa della recrudescenza delle disposizioni di cui giocoforza tutto il manifatturiero andrà a risentirne. Chiudiamo con un'ultima notizia. Il settore artigiano del benessere, acconciatura, estetica, tatuaggi ha un nuovo contratto di lavoro. È stato firmato in questi giorni dalle organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori. Mentre l'aumento medio mensile a regime si aggira sui 60 euro mensili, il contratto vede introdotti elementi di flessibilità che vanno verso l'incentivazione delle assunzioni e la valorizzazione dell'apprendistato anche nell'ottica di ripresa del settore sul piano occupazionale, come i part-time nel periodo estivo e nei fine settimana, che rendono meno onerosa e maggiormente aderente alle esigenze del settore l'applicazione di tale istituto. Ed ora, come di consueto, i servizi di approfondimento. Il Consiglio direttivo di Confartigianato Imprese Belluno, riunitosi in questi giorni dopo la pausa estiva, è tornato sul tema della specificità della provincia di Belluno, approfondendo le prospettive della legge regionale, approvata lo scorso 30 luglio in relazione alle prossime modifiche costituzionali, con Maurizio Busatta, coordinatore del Libro Bianco sulla montagna veneta, i cui contenuti sono l'impalcato della nuova legge regionale. Quali sono i tempi di attuazione del nuovo assetto istituzionale? Come tempi di attuazione possiamo immaginare una scaletta tutto sommato molto stringente, perché le province in quanto tali sono obbligate già a dichiarare nel giro di poche settimane quali sono le funzioni che in questo momento stanno svolgendo. Dall'altro lato la Regione deve iniziare il processo attuativo della specificità bellunese, dall'altro lato ancora i nuovi organi di governo provinciale devono, come dire, prendere mano con la situazione. Come tempi di attuazione diciamo che entro il 31 dicembre deve essere quantomeno chiaro il quadro delle cose e delle funzioni che la provincia di Belluno eserciterà nel corso del 2015. Poi durante i mesi del 2015 si tratterà di assestare tutto questo discorso.
In forza alla specificità e dello Statuto del Veneto, la provincia montana alpina di Belluno è dunque un ente ricco di contenuti, ma avrà anche le connesse risorse finanziarie? Domanda difficilissima, alla quale rispondere è come fare una scommessa col futuro, perché in effetti il quadro della finanza locale è molto complicato. L'unico dato positivo che in questo contesto si può rilevare è il seguente, ossia l'impegno che il governo deve comunque in qualche maniera assolvere nel senso di dare attuazione ai cosiddetti fabbisogni e costi standard, cioè quel passaggio quasi epocale nella ripartizione delle risorse a favore degli enti locali, e contestualmente i decreti attuativi che il governo stesso dovrà emanare per quanto riguarda le residue competenze delle province, destinate ad alleggerirsi e a dimagrire, le province nel loro complesso, e le risorse che invece in più vanno attribuite alle province montane alpine, perché obiettivamente devono svolgere funzioni più ampie di quelle attualmente previste. Confartigianato Belluno e Regione Veneto hanno presentato a Sedico martedì 16 scorso, nel convegno diretto ai manutentori e installatori di impianti termici, le ultime novità in materia di modelli di libretto d'impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica. Una questione che, benché tecnica per operatori, ha notevoli risvolti anche sull'utenza e quindi su famiglie e consumatori. L'ultima delibera della Giunta regionale, che è la 1363 del 28 luglio di quest'anno, ha approvato delle disposizioni attuative del DPR nazionale, il DPR 74-2013, per fare un po' di chiarezza su incertezze dello stesso DPR, e inoltre dare avvio al catasto telematico degli impianti termici, che verrà attivato entro la fine di quest'anno e consentirà agli installatori di poter inserire i dati di libretto, e quindi agevolerà i loro compiti, soprattutto in caso di impianti complessi e dotati di più vasi di espansione, di più pompe di circolazione, che inizialmente, come tutti i processi telematici, incontrerà un minima difficoltà, ma come fatta l'esperienza per gli attestati di prestazione energetica, si conta che nel giro di un anno, entro il 2015, il catasto telematico diventerà consuetudine e quindi sarà ottimizzato per l'uso e la consuetudine degli installatori e manutentori. La direttiva la 31-2010 ha imposto anche il controllo sugli impianti di climatizzazione, ecco anche la novità quindi del libretto su tali impianti, e diciamo che non da ultima ma neanche da primi abbiamo ottemperato alle direttive europee che mirano soprattutto all'efficienza energetica, come mira l'efficienza energetica il piano energetico che abbiamo appena consegnato al Consiglio per la prossima approvazione. Diciamo che sul settore artigianale, su quella che è la manutenzione, non dovrebbe cambiare più di tanto quello che è sempre stato operato fino adesso. Diciamo che è una semplificazione che andiamo adesso a eseguire con l'accatastamento che dovremo fare verso la regione, che andremo a fare via telematica. Questo qua sarebbe la parte forse con l'ultima, abbastanza più semplice di quello che si pensa, su quello che è. Naturalmente su quello che riguarda poi che riguarda poi la manutenzione degli impianti, forse con l'ultima non è proprio così diversa da quello che è sempre stato fatto fino adesso. Si chiamerà, invece che l'impianto di riscaldamento, si chiamerà la climatizzazione. Da qua avanti, non che si entrerà su una casa, si dovrà dare degli dati più possibili. La storica gestione di questa bottega artigiana lascia spazio alle nuove generazioni, dalla vostra titolare ad un trio tutto al femminile di ex dipendenti oggi a capo dell'azienda. Come è avvenuto il passaggio? Noi eravamo da tempo dipendenti della Ivana, io e la Martina nella sede di Belluno, mentre Francesca a Santa Giustina, sempre Look and Life.
E abbiamo colto questa opportunità perché a fine dell'anno scorso Ivana appunto ha deciso di cedere l'attività e ne abbiamo approfittato data l'occasione. Quali sono i cambiamenti apportati per dare il vostro respiro all'azienda? Abbiamo solo modificato un attimo gli orari del negozio, però mantenendo sempre l'orario continuato per agevolare le clienti che in pausa pranzo si fermano in centro. Martedì e giovedì 9-18, mercoledì e venerdì 9-19, sabato 8:30-17, con chiusura di riposo il lunedì. I servizi di oggi sono i medesimi di allora? Noi offriamo, oltre all'estetica e alla parrucchiera di base, offriamo dei trattamenti particolari di extension per i capelli. Abbiamo delle nuove piastre della GHD e con dei FONF, quindi la piega viene fatta con queste nuove tecnologie che vanno nel rispetto del capello. Dei trattamenti di estetica particolari, quindi un vero e proprio lifting da pausa pranzo, con una nuova tecnologia che si chiama Dermal Shape. Una nuova tecnologia per le unghie, per lo smalto, quindi un power polish, uno shellac, che non va a danneggiare l'unghia. Anche da noi è possibile acquistare ovviamente tutti i prodotti che noi utilizziamo in formati ovviamente più piccoli, in modo che il mantenimento a casa possa essere svolto in perfetta sintonia con quello che viene fatto nel centro. Via Roma è parte del centro storico della città. Che tipologia di clienti accoglie un salone dislocato qui? Naturalmente agevoliamo molto le signore che non si possono muovere, che quindi non hanno molta possibilità di prendere la macchina e andare fuori centro per svolgere questi trattamenti, e quindi agevoliamo loro e anche le ragazze che magari passano il pomeriggio in centro, hanno voglia di fare un giro e nel frattempo utilizzano anche i nostri trattamenti. 3 giovani alla loro prima esperienza da imprenditrici. Siete riusciti ad accedere a qualche finanziamento? Per quanto riguarda agevolazioni e finanziamenti non abbiamo avuto il riscontro che ci aspettavamo, e soprattutto grazie ai nostri genitori che ci hanno dato garanzie e hanno creduto in noi, abbiamo cominciato questa nuova avventura per il futuro, diciamo. Infatti per chi rileva un'attività già avviata gli aiuti sono praticamente nulli, mentre chi magari parte da zero ha delle agevolazioni su strumentazioni e sull'arredo, diciamo. Parliamo invece di formazione e corsi di aggiornamento. Per quanto riguarda la parte di parrucchiera, le ragazze svolgono sempre dei corsi di aggiornamento che variano in stagionalità, quindi primavera, estate, autunno, inverno, e vanno a vedere la nuova moda. Per quanto riguarda l'estetica invece faccio sempre dei corsi di aggiornamento per tutti i prodotti che ho, e poi sto ultimando una scuola di shiatsu. Vi aspettiamo sabato 18 ottobre dalle ore 16 per l'inaugurazione del Look and Life 2 di Daframa. In chiusura di Impresa Diretta il nostro numero telefonico per eventuali informazioni, lo 0437 933 201. Vi ricordiamo che Impresa Diretta torna settimana prossima alla stessa ora su Radio Belluno e Telebelluno, mentre per coloro i quali ci vogliono seguire attraverso la rete l'indirizzo è quello di www.confartigianatobelluno.eu, il sito ufficiale di Confartigianato Imprese Belluno, oppure nel canale YouTube che ovviamente porta il nome della nostra associazione. Grazie per averci seguito.